Buonasera al Presidente Conte, buonasera e benvenuto a Quarta Repubblica. Peccato non averla con noi, ma sarà in campagna elettorale come spesso avviene in questo periodo. Sono qui collegato dalla Sardegna in campagna elettorale. Buonasera dottor Porro, un saluto a tutti i telespettatori. È un po' che non ci incontriamo, che non ci si vede. Mi mancano quasi quasi le sue invettive. Ma si è perso quella che ho fatto. Io sto facendo la ricostruzione di tutta questa vicenda Toti e quella è la prima domanda che le faccio, perché è una domanda che riguarda proprio la politica. Lasci perdere il caso giudiziario in sé. Ma io mi chiedo, Presidente, perché non si riesce a scindere la questione politica da quella giudiziaria? Perché si dà sempre per condannata o per colpevole una persona che, avendo letto io molto bene le carte, ma ho sentito tante persone, in realtà è tutta da verificare? Perché la politica se ne approfitta delle questioni giudiziarie? A lei la parola, Presidente. Ottimo, guardi, allora entro subito in tema. Io direi che al contrario la politica dovrebbe approfittare per avere un sussulto di dignità. Lo sa che l'autorità anticorruzione, c'è stata adesso qualche giorno fa la relazione annuale, ha certificato che nei comuni sopra 15.000 abitanti un comune su 4 è coinvolto da un caso di corruzione. E ci sono casi che dilagano da Torino a Bari, dalla Liguria ad Avellino, Catania, Palermo. Allora stiamo di fronte a una corruzione, scambio politico-mafioso, abbiamo inchieste in cui c'è una chiara contaminazione tra affari e politica. La politica fa troppo poco, dottor Porro, dovrebbe invece non lasciare spazio alla magistratura. Cioè la politica dovrebbe da sola trovare anticorpi per evitare che dilaghi questo malaffare e questa corruzione. Ma le dico anche perché. Guardi, l'imprenditore disonesto, l'imprenditore che si mette d'accordo col politico per governare i propri interessi, non tutela l'interesse pubblico e fa un danno agli altri imprenditori onesti. Si chiama sleale concorrenza. Inoltre non abbiamo nessuna certezza che se politici si mettono d'accordo e si lasciano corrompere da imprenditori, quello sia interesse pubblico. L'interesse pubblico nasce dalla valutazione di ciò che è utile per i cittadini, non per gli amici imprenditori. Quello che è successo in Liguria, l'ho già detto, a me non interessa far la gogna politica nei confronti di Toti o altri indagati, non me ne importa nulla, lì c'è la magistratura, farà il suo corso con tutte le garanzie processuali e quindi costituzionali. E poi si ricordi che io sono avvocato, si figuri se non sono per tutte le garanzie processuali e costituzionali. Il tema è un altro. Secondo lei è normale che io vengo eletto dai cittadini, non da Spinelli? E che cosa faccio? Me ne vado sullo yacht? Mi riunisco con lui in separata sede per capire quali sono gli interessi che gli stanno a cuore, per rilasciargli semmai concessioni, prolungarli, eccetera, anziché capire cosa serve ai cittadini liguri e poi ovviamente con tutto il contorno della contropartita per cui poi arrivano fuori i finanziamenti, eccetera. Secondo lei questo è un sistema limpido o un sistema marcio, al di là delle responsabilità penali? Penso, le rispondo, guardi, le rispondo perché mi piace essere intervistato dal professor Conte, le rispondo in questa maniera, così come penso, glielo dico in maniera, l'ho fatto con una sua collega di partito che è venuta qui in trasmissione, penso che quando Beppe Grillo, e lei non era ancora nel partito col ruolo che c'ha oggi, parlava con un imprenditore e aveva quell'imprenditore onorato dei problemi perché lo Stato non faceva quello che doveva fare nei suoi confronti, Beppe Grillo non faceva altro che risolvere problemi che la grande burocrazia italiana non riusciva a risolvere. E continuo. Io qua c'ho una lista, ed è scortese farglielo vedere, di tutti gli indagati del Movimento 5 Stelle, ma io penso, e ce l'ho anche un filmato, che sono stato in questa trasmissione uno di quelli che difendeva l'Appendino da un'accusa che secondo me era incredibile. Io penso sempre che ci sia un primato della politica. Guardi, non glielo faccio vedere, se no perdiamo un minuto di intervista, però c'è una mia difesa dell'Appendino qua. Dottor Porro, però ascolti, però non facciamo confusione, perché dire che sono tutti uguali, eccetera, tutto... Ascolti, la questione di Grillo è una questione specifica. Ha sentito per caso qualcuno del movimento di fronte a un'indagine della magistratura dire che la magistratura non si può permettere di fare inchieste? Che cosa è emerso da quell'inchiesta, scusi? È emerso al momento, io leggo, ne so quanto lei, ho letto quello che hanno pubblicato sui giornali, che perorava dei pagamenti che lui doveva ottenere, punto. Ma che cosa c'entra invece con un sistema marcio
in cui ci si riunisce e si crea una cupola affaristica in cui si gestisce il governo di una città, di un porto, di una regione. Se lei fa così, fa un cattivo servizio alla politica, perché a un certo punto degrada la politica, la contamina con gli affari e poi è tutto consentito. Non può essere. Ripeto, questa è una responsabilità politica. Allora benissimo che la Santanchè non si dimetta, benissimo certo. che Sgarbi non si doveva dimettere, Ma certo. perché a quel punto lì truffa aggravata sui fondi Covid, è certo, è ovvio. Lei che cosa mi oppone? Aspettiamo, ovviamente furbescamente mi dice, ma non aspettiamo furbescamente tutti i gradi di giudizio, perché la richiesta non basta di rinvio a giudizio. Poi se arriva la richiesta a giudizio occorre la condanna in primo grado, poi in secondo, in terzo grado occorrono 10 anni, solo allora abbiamo una sentenza passata in giudicato. Però il tema è un altro. Se dagli elementi che escono fuori, e ripeto, lasciando la vicenda processuale senza nessuna gogna mediatica, escono degli elementi per cui è chiaro che hai avuto un mandato agli elettori per fare l'interesse degli elettori e stai facendo gli interessi del tuo amico imprenditore. Ma di cosa stiamo parlando? Ma vogliamo prendere in giro i telespettatori che ci seguono? Allora io mi dico, questo è un grosso danno alla collettività, perché poi si collega a governi che invece fanno la guerra ai poveri e vanno a massacrare, a denunciare. Si ricorda la Santanchè quando andava in TV e diceva a quell'imprenditore che era disperato, ci ha messo la faccia, è andato in TV a chiedere il reddito di cittadinanza? Lo ha offeso davanti all'opinione pubblica, lo ha offeso davanti ai cittadini e ai suoi figli. Ha detto, ma lei è panciuto, guardi lì come grasso, allora, si muova, si alzi, vada a lavorare. È una vergogna, capito? Io penso però, adesso non possiamo fare un'intervista tra noi due, peccato che lei non è in studio perché sarebbe stata anche più divertente, perché oggi la vedo tossire. Ma io ci vengo in studio, guardi, ci vengo in studio perché ho bisogno di confrontarmi con certo, lei. Perché se no lei non fa un buon servizio pubblico se dice in questo momento ai cittadini che i politici possono fare se i liguri non lo votano e dobbiamo aspettare 10 anni per andare con una sentenza passata in giudicato. Ma non lo votano. Questo è il degrado e la distruzione della non politica. Lo votano. Io penso che abbiano ancora quello strumento che si chiama voto, fenomenale, i cittadini, per i quali lei ha avuto consensi, Toti ha avuto infatti si deve dimettere e si va a votare e vediamo se lo votano. Ha detto bene. Si dimetta, andiamo a votare e vediamo se lo vota. Allora, poi se i cittadini vogliono votare, anche quando hanno capito che in Liguria c'era una cupola che gestiva gli affari del porto, della città e serviva a Toti per finanziare, ma guardi che anche lì è illecita concorrenza, perché se tu ti fai finanziare da un imprenditore, noi accettiamo microdonazioni e siamo impermeabili a questo, va bene? Ma se tu ti fai finanziare da un imprenditore a cui fai le concessioni e col quale vai sullo yacht e ti metti d'accordo per fare i suoi affari, capisci che è anche illecito far concorrenza politica agli altri candidati? Se ne rende conto, sì? Non tanto, perché penso che questa legge preveda esattamente questa cosa e non ha messo da nessuna parte questa previsione. Capisco che è una posizione politica la sua e ovviamente io come tutte Ma cosa sta dicendo? Ma non c'è nessuna illegalità. Toro, guardi, non c'è nessuna lei come conduttore ha una responsabilità pubblica. Lei ha una responsabilità pubblica. Lei ha un ruolo di pubblico servizio. Sì. Non può metterla su questo piano con la scusa del garantismo. No, ma sto parlando di una legge che fino a prova contraria viene fuori un sistema. Non impedisce la legge agli imprenditori di finanziare i movimenti politici, professor Conte? Ma come? Come contropartita, scusi? No, come contropartita questo deve essere dimostrato, certo. Ma cosa sta dicendo? Come contropartita non lo sto dicendo. Professore, ma non è possibile che noi impediamo agli imprenditori di finanziare la politica? Questo sto dicendo. Lei ha detto il Movimento 5 Stelle c'ha microdonazioni. Benissimo. Ma per avere le concessioni in cambio. Ma questo lo dice lei. Questo lo dice lei. Ma allora ritiriamoci. Ma allora questo lo dice lei. Allora lasciamo che la politica ormai la lasciamo in mano agli affaristi. Allora è tutto normale. E anche normale, non ci dobbiamo meravigliare giustamente se teniamo in Parlamento gente che viene pagata dai cittadini, eletta su mandato parlamentare e contemporaneamente è pagata da governi stranieri e fa il lobbista per un governo straniero. Di chi sta parlando? È tutto normale. È tutto normale. Ma di chi poi i cittadini non vengono a votare, non ci meravigliamo se poi alla fine abbiamo una democrazia malata di astensionismo, di sfiducia. Ma è quello che voi volete?
Volete alla fine che No, vadano io a guarda- votare soltanto chi è interessato allo scambio? Vorrei di farle favori? un'intervista anche su Guardi che altro. in Italia ormai... Prego, allora No. proceda pure. No, perché poi... Verrò in studio a parlare di questo, promesso. Ecco, sa che io con la par condicio mo ho chiuso e dobbiamo vederci dopo il 6, è un casino qua con sta par condicio. Purtroppo mi gioco... Io non vengo qui da mesi, scusi, ma io c'ho i suoi del... intervista sempre tanti altri. Lei, guardi, non voglio fare la vittima, io l'ho invitata tante volte durante il Covid, sa quanto avremmo litigato io e lei, ci saremmo divertiti. Le voglio dire una cosa, la voglio adesso mettere di buon umore, perché... Guardi, non mi apra la partita del Covid. Fermo. Invective che le ha detto, guardi... Va bene, fermo là. Non mi faccia scatenare, la prego. Esatto. Vada avanti, Però prego. mi piace molto perché è scatenato Conte, non l'ho mai vista così scatenata, la trovo in forma. Le faccio adesso una scenetta incredibile. Sto per difenderla, Presidente Conte, ci crederà? Sa che sto No, per non difenderla? ci credo, guardi. No, glielo Voglio dico. vedere con i miei occhi. Glielo dico, glielo faccio posso vedere, credere. glielo faccio vedere. Allora, Gentiloni è il nostro commissario europeo all'economia e dice che le quote di finanziamento del PNRR assegnate ai diversi paesi non sono state negoziate dai capi di governo, sono state ricavate da un algoritmo. Quindi la faccio breve, Conte non ha fatto granché. Clip del Parlamento, e non mi date del grillino, clip del Parlamento. Forza! Prego, iniziamo. Allora, Conte dice, Gentiloni dice che è stato un algoritmo. Il Parlamento, quando lei ha portato un accordo europeo da 750 miliardi con 220 miliardi per l'Italia, in realtà il Parlamento le ha riconosciuto in maniera, direi, bipartisan un fatto storico, perché per la prima volta l'Europa ha fatto un debito comune. È una cosa che tutti dicono a parole e in quel caso si è riusciti a fare. E lei si è battuto per questa cosa qua. Mi stupisce però che questa grande critica a Conte, che all'epoca non fu criticato, le arriva da sinistra, Presidente Conte. Glielo chiedo perché siamo in campagna elettorale e io voglio capire dove si posiziona il suo movimento, chi sono i suoi amici, chi sono i suoi nemici, avversari, mi scusi. Quindi ha visto che gli ho fatto pure vedere la clip perché me la ricordo quella vicenda. Forza, però con lo stesso vigore di prima, eh? Ma guardi, lei poteva anche recuperare e potrebbe recuperare le dichiarazioni che fece Gentiloni a caldo, Gentiloni stesso. Francamente sono rimasto sorpreso e incredulo anche io di questa uscita completamente scomposta in campagna elettorale. Però guardi, non voglio fare polemiche con Gentiloni. Al Gentiloni di questa campagna elettorale voglio contrapporre un grande galantuomo esponente del PD che ho conosciuto di persona, di grande spessore umano e morale. Si chiamava David Sassoli, non c'è più, e in tutte le occasioni pubbliche ha sempre riconosciuto il grande contributo determinante che ho dato e riconobbe che onorai l'Italia con quel progetto di piano straordinario per finanziare sul debito pubblico comune e finanziare Next Generation. Voglio chiederle allora però un'altra cosa. Siccome Conte, che alcuni dicono lei è il leader di un movimento importante, non posso fare i numeri, però è un leader di un movimento importante da un punto di vista elettorale, parliamoci chiaro, e questa vostra posizione elettorale oggi in Europa, e anche questo voglio dire a servizio dei nostri telespettatori, se voti Meloni, voti conservatori, se voti Tajani, voti popolari, se voti non Conte perché non lei, ma se voti Movimento 5 Stelle, oggi che Europa hai votato? Quale aggregazione europea hai Cosa votato? voti? Sì. Allora, innanzitutto, se voti Movimento 5 Stelle oggi voti stop all'invio delle armi in Ucraina ma per negoziati di pace, stop al massacro di Gaza, stop all'Europa dell'austerità. Questo è un pacco di stabilità che ci porterà a tagli di 13 miliardi, peseranno sulla sanità, sull'istruzione, sulle politiche del lavoro. Stop alla corruzione di cui abbiamo parlato. Continueremo su un'intelligente, avveduta e prudente transizione ecologica e energetica. Ecco, voterai tutto questo e voterai ovviamente in un contesto di forze progressiste. C'è una sorpresa in atto, non me la faccia annunciare stasera, E come no? ma vedrà che come siamo stati con la Commissione von der Leyen,
I nostri voti sono stati determinanti, perché guardi, non dipende neppure dal numero di voti. L'esperienza lo dimostra e l'abbiamo dimostrato. Dipende dalla forza politica che No, ma me lo deve dire. dalla capacità, dal me lo coraggio, deve dire con chi vuole andare. E li faremo valere tutti. Me lo deve dire con chi vuole andare, Conte. Viene qua. Le posso solo anticipare che saremo nell'area progressista. Nell'area Sarà una bella sorpresa. Non nei socialisti. Non ho detto i socialisti, area progressista in senso ampio. Senta, mi dica un'altra cosa. Ho dato un indizio ancora di più. Però lei, io voglio continuare. Lei si ricorda che Trump le fece i complimenti e fu una grande operazione anche, diciamo, di posizionamento dell'Italia quando disse Giuseppi, famoso, lo ricordano tutti, insomma, le fece i complimenti in Twitter. Oggi Trump è la stessa sua tazza di tè se dovesse essere rieletto a novembre. E quell'aggregazione là sulla guerra forse la pensa diversamente da lei. Mi chiedo, le chiedo. Allora, guardi, io non bevo il tè e bevo il caffè. E se ci fosse e mi ritrovassi nella stessa situazione con un presidente degli Stati Uniti che mi dimostra, io presidente del Consiglio italiano, che mi dimostra molta simpatia personale, se io sono il presidente del Consiglio italiano devo difendere l'interesse dell'Italia. Certo. Io assolutamente sono ben lieto di mettere a disposizione questa simpatia anche umana a disposizione degli interessi del mio paese. L'ho fatto in passato e lo farei in futuro. Si sarà fatto una domanda chi è meglio nella posizione perché lei ha messo pace, no? C'è la parola pace nel vostro simbolo, è dietro di lei, no? Il simbolo, c'è sta parola pace o no? Ma assolutamente sì, assolutamente sì. La pace penso la vogliano tutti, però. I nostri parlamentari saranno costruttori di pace. La vogliono tutti? No, non la vuole no? nessuno, guardi. No, non dica questa, non diciamo queste sciocchezze. No, ma dica pure stupidaggini, dica pure stupidaggini. Adesso che c'è la campagna elettorale. No, perché stupidaggini, allora me lo faccio stupidaggini, ma non lo dico a lei, ma no, ma lo dico. Offesa. Però qui abbiamo una presidente Meloni che invece non vuole la pace, perché lo ha detto chiaramente, lei ha scommesso sulla vittoria militare sulla Russia, ha scommesso sulla vittoria militare. Siamo in escalation militare, abbiamo mandato i missili a lunga gittata. Ma non vogliono fare arrivare in Russia, non vogliono. Stoltenberg, ascolti, le dico anche una cosa, Stoltenberg ha detto, guardate che per continuare qui ormai dobbiamo anche usare le armi al territorio russo. La risposta della Meloni in questo momento di campagna elettorale, però così non è molto prudente. E certo, fateci prima votare e dopo invece andremo dove dobbiamo andare di step in step. Ma non può fare processo alle intenzioni. Non c'è nessun investimento sui negoziati di pace. Non può fare processo alle intenzioni. Addirittura Salvini ha chiesto le dimissioni di Stoltenberg, ha chiesto le dimissioni del presidente. Ma Salvini è uno che ha votato tutti gli inviti Salvini ha votato tutti gli inviti di armi possibili e immaginabili. Ma l'avete votato anche voi? La campagna elettorale parla di pace. Ma anche voi li avete votati. Gli italiani adesso sono un po' distratti, ma non è che gli italiani adesso sono così veramente... Li avete votati anche voi all'inizio. Così facilmente. Li avete votati anche voi, mi spiace parlarle sopra. Ma solo all'inizio con chiarezza. No, dottor Porro, ma all'inizio con chiarezza, con lucidità e trasparenza. C'era una simmetria assolutamente militare. Dovevamo aiutare in quel momento. Abbiamo subito detto investire sul negoziato di pace ed è inoppugnabile. Se ci avessero sentito, in questo momento avremmo una soluzione sul tavolo, perché allora avevamo anche più potere contrattuale per impostare una pace. La pace non l'hanno voluta fare. Una rivista internazionale, Foreign Affairs, ha certificato che il fronte occidentale, a 2 mesi dalla guerra scatenata da Putin, ha rifiutato la pace. Era sul tavolo. Perché? Perché bisognava distruggere Putin, far crollare l'economia russa, perseguire un cambio di regime. Tutte cose fallimentari. Devono ammettere di aver sbagliato, di aver illuso la pubblica opinione. Possono dire che hanno commesso un grave errore, però un grave errore che costa migliaia di vittime, migliaia di distruzioni. Perché non si è candidato lei? Perché non si è candidato? Perché non si è candidato Conte? Lo posso dire? Sì, lo può dire, può dire tutto. Posso mettere a parte la modestia? Perché sono una persona seria e non inganno i cittadini. Io ho ricevuto un mandato e sono in corso di mandato al Parlamento e lo espleterò sino alla fine. Cercherò di farlo con tutto l'impegno, con onore e disciplina.
non vado a ingannare gli elettori persino nella scheda elettorale. Non dico chiamatemi Giuseppe in campagna elettorale e poi non ti si vede mai, non ti fermi mai ad ascoltare le persone. Non è che puoi dire, ma lei la campagna non la deve fare contro una Meloni, la deve fare a del popolo e non fai sinistra. nulla per il popolo. Lei la campagna la deve fare a sinistra, non contro la Meloni, la campagna Guardi, io elettorale. la campagna non la faccio contro nessuno, la faccio per i cittadini e non posso tollerare che ci sia così tanta sofferenza, difficoltà anche per le imprese, che ci siano comportamenti così ignobili come la tassa sugli extraprofitti. Non ha fruttato un euro e invece ha consentito alle banche di arricchirsi di 28 miliardi di utili. Ho finito il tempo a lei dedicato, che è esattamente quello dedicato agli altri. L'unico rammarico è che sono stato troppo gentile con il presidente Conte solo per volerlo avere in studio prossimamente. Quindi, che vuole dire? Dica. Porro? È una minaccia, verrò in studio, è una minaccia. Minuto d'oro, grazie. Certo.